Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie dalla Sicilia in 3 minuti. Nel ricordo di Rocco Chinnici, ideatore del pool antimafia. 40 anni fa venne ucciso dalla mafia con un'autobomba il giudice Rocco Chinnici insieme ai 2 uomini della sua scorta e al portiere dello stabile dove abitava. Fu lui ad avere l'idea di istituire un pool antimafia e a sceglierne Falcone e Borsellino come uomini di punta. Studioso della storia della mafia, in un convegno del CSM disse: «La mafia come associazione e con tale denominazione non era mai esistita in Sicilia. Nasce e si sviluppa non prima, ma subito dopo l'unificazione del Regno d'Italia». Nella revisione del PNRR saltano 275 milioni per la Sicilia. Il ministro Fitto ha presentato la proposta di revisione del PNRR eliminando alcune opere che non possono essere realizzate entro il 2026. La revisione più rilevante riguarda il rifacimento della ferrovia Palermo-Catania, definita da taluni ovviamente a torto ad alta velocità. Vengono definanziati 787 milioni nei tratti Caltanissetta-Xirbi-Lercara ed Enna-Caltanissetta-Xirbi. Di questi solo circa 500 milioni vengono riassegnati ai lavori nella stessa ferrovia. La Sicilia perde quindi 275 milioni del PNRR. Vi è l'impegno a rifinanziarli con altre fonti, ma di promesse ed impegni mancati è piena la nostra storia. Sicilia, bilancio in ordine e riduzione del debito. L'agenzia di rating Standard & Poor's nel suo report periodico dedicato alla Sicilia ha mantenuto invariato l'indice di rating BBB-, assegnato alla regione e ritenuto stabili le previsioni per il futuro. Si tratta di un fatto molto positivo soprattutto in considerazione della valutazione riportata relativa ai bilanci in ordine, al miglioramento dei conti, alla riduzione dei tempi per i pagamenti alle imprese e alla riduzione del debito, nonché all'utilizzo sempre più efficace dei fondi dell'Unione Europea. 350.000 siciliani vivono in aree senza sportelli bancari. Il sindacato First CISL ha elaborato i dati Banca d'Italia, Istat ed Eurostat e ha pubblicato un report sulla desertificazione bancaria. Ben 352.000 siciliani e almeno 18.000 imprese risiedono in aree nelle quali non vi è un solo sportello bancario e altri 466.000 e 25.000 imprese in aree dove vi è un solo sportello e quindi senza scelta possibile. 120 nuovi mezzi antincendio in Sicilia. La regione siciliana 1 anno e mezzo fa aveva indetto una gara per circa 25 milioni di euro per l'acquisto di 120 mezzi antincendio utilizzando risorse comunitarie. Superando ricorsi amministrativi e vari altri ostacoli, finalmente i primi 12, con capacità da 4.000 litri, sono in arrivo. Gli altri seguiranno nell'arco dei prossimi 3 mesi. Appello per Rita Bernardini a garante detenuti. Anche dalla Sicilia parte un appello bipartisan rivolto al ministro Nordio e sottoscritto da circa 200 personalità siciliane della politica, del giornalismo e delle professioni affinché a livello nazionale venga nominata garante dei detenuti Rita Bernardini, esponente radicale e storicamente impegnata nelle battaglie per i diritti umani. Promotore il comitato Esistono i diritti. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.